Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con veloce Corcovado, al suo esterno Elton B che sfila al comando, mentre dall'esterno c'è Numero 2, l'attacco da parte di Biluleo che va all'attacco di Elton B, due che bisticciano sulla prima curva, 200 metri iniziali in 16,2, con Elton B al comando, Biluleo che si deve adeguare di fuori, poi Corcovado, quindi Don Tony Jet, ancora Duty Free B, terza pariglia per Charlie Brown F che precede Capta, poi ancora alla corda Eletta Pax che è avanti a Davidia e a Briccone Bello. 31,8 i comodi 400 metri iniziale per il battistrada Elton B, mentre Charlie Brown F nel tentativo di venire in terza corsia ha un contrasto con Duty Free B, poi si libera e punta in avanti. E così dopo un giro di corsa Elton B è al comando e Charlie Brown F arriva allo scoperto. 1,3 però il primo giro decisamente lento, c'è un agganciamento tra Biluleo e Don Tony Jet e così il gruppo si sfalda completamente. Elton B, Corcovado e Charlie Brown F rimangono nel gruppo di testa, Duty Free B ad inseguirli. Poi ancora Capta e Eletta Pax, una corsa completamente diversa da quella che era prima. Completamento dei 1200 metri di gara sul piede dell'1,18 appena scarso, Elton B in vantaggio, Charlie Brown F di fuori, poi ancora Corcovado a contatto insieme a Duty Free B, Capta ed Eletta Pax. Quando siamo ormai a 600 metri dalla conclusione, Elton B è in vantaggio, Charlie Brown F di fuori, poi sempre Corcovado, Duty Free B e Capta, 500 dal palo, Elton B prova ad allungare, Charlie Brown F è sempre allo scoperto. Quando siamo a 400 dal palo, 2,27 il miglio di gara con Elton B in vantaggio, di fuori Charlie Brown, a contatto Corcovado, poi Duty Free, Capta ed Eletta Pax. Quando siamo ormai all'ingresso dell'addirittura d'arrivo ed Elton B deve difendersi dall'attacco continuo di Charlie Brown F, ancora Corcovado che prova ad infilare l'open stretch, in vantaggio Elton B nei confronti di Charlie Brown e di Corcovado di dentro, Elton B in vantaggio, Elton B fino in fondo vince, mentre la foto per il secondo è strettissima tra Charlie Brown F e Corcovado, 1,16,7 il doppio chilometro, vince Elton B, Edoardo Baccalini, allenatore e guidatore per i colori di Riccardo Del Papa. La vittoria del figlio di Napoleon Bar Iberia B, in percorso di testa per il secondo è davvero micidiale tra Charlie Brown F e Corcovado, veramente stretta tra i due. Bisogna ricorrere alla fotografia del giudice d'arrivo, millimetrica davvero, la foto tra Charlie Brown F, quindi 8 al primo, 12,5 in stretta foto per il secondo.